Con questo tutorial vi forniamo una traccia delle operazioni da svolgere per elaborare il bilancio civilistico e le chiusure contabili di fine esercizio. Il flusso operativo esposto fa riferimento all'esercizio in chiusura 2015, con data inizio 1 gennaio 2015 e data fine 31 dicembre 2015. Prima di iniziare l'elaborazione del bilancio è opportuno lanciare alcune stampe di controllo preliminari. La stampa di controllo saldi contabili, la stampa di controllo progressivi contabili e la stampa di controllo registrazioni con data non compresa nell'esercizio in chiusura. Vediamole nel dettaglio. La stampa di controllo saldi contabili si trova in Utilità, Utilità amministrative contabili, Contabilità generale IVA, Utilità tecniche, Controllo saldi contabili. Va lanciata per l'esercizio in chiusura 2015 alla data di fine esercizio 31 dicembre 2015. Se la stampa espone una differenza, va contattato il servizio d'assistenza allegando la stampa. Vediamo ora la stampa di controllo progressivi contabili. Per prima cosa è necessario verificare qual è il codice del piano dei conti utilizzato nell'esercizio in chiusura. Da configurazione, archivi base ditta, contabilità e IVA, esercizi. In corrispondenza dell'esercizio in chiusura, verificare qual è il codice del piano dei conti utilizzato. A questo punto dal menu Utilità, Utilità amministrative e contabili, Contabilità generale e IVA, Utilità tecniche, lanciare il controllo progressivi contabili. Andrà indicato l'esercizio in chiusura, il 2015, e il piano dei conti precedentemente verificato. Se la stampa produce un risultato, sarà necessario contattare il servizio d'assistenza allegando la stampa. Vediamo infine la stampa di controllo delle registrazioni con data non compresa nell'esercizio in chiusura, con la quale si va a verificare se sono state inserite per errore registrazioni contabili nell'esercizio in chiusura con data di registrazione non rientrante nell'esercizio contabile. Da Contabilità generale IVA, liste movimenti contabili, lista movimenti contabili, è opportuno premere il bottone Zero filtri, inserire l'esercizio contabile in chiusura e scegliere come data di registrazione il primo giorno successivo all'esercizio in chiusura, per esempio il 1 gennaio 2016, fino al 31/12/9999. Se la stampa produce un risultato, le registrazioni in elenco presentano un esercizio contabile uguale all'esercizio in chiusura, nel nostro caso 2015, ma data di registrazione successiva. In questo esempio la data di registrazione è il 16 maggio 2016. Se è un errore, consigliamo di eliminare le scritture e reinserirle con i riferimenti corretti. Vediamo ora il flusso operativo da seguire per elaborare il bilancio civilistico e le chiusure contabili di fine esercizio. Si andranno a creare le rettifiche automatiche, rate, risconti, fattura da ricevere, eccetera, dai movimenti inseriti in corso d'anno. Si andranno poi a verificare le rettifiche automatiche generate, ad inserire rettifiche manuali, se necessario. Per chi utilizza la gestione Cespiti di eSolver sarà necessario eseguire il calcolo ammortamenti al 31/12, creare i movimenti di rettifica ed eventualmente i movimenti nel libro Cespiti. Vedremo poi come stampare un bilancio rettificato, come contabilizzare tutte le rettifiche precedentemente create, siano esse manuali, automatiche o di ammortamento. Infine vedremo come ottenere la stampa del bilancio post contabilizzazione rettifiche e come eseguire la chiusura e riapertura contabile. Vediamo le operazioni nel dettaglio. La funzione di creazione automatica rettifiche
consente di generare le rettifiche utilizzando le date di competenza digitate dall'operatore durante l'inserimento dei movimenti contabili. Va lanciata la contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusure di esercizio, gestione rettifiche, creazione automatica rettifiche. Indicare l'esercizio in chiusura, il tipo documento rettifiche di esercizio automatiche e come data di registrazione è consigliabile utilizzare la data di fine esercizio. Per verificare, variare o eliminare le rettifiche precedentemente create, entrare in contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusure di esercizio, cruscotto operazioni di fine esercizio. Posizionarsi quindi sull'esercizio in chiusura, premere il bottone rettifiche automatiche, visualizza rettifiche automatiche. Vediamo ora come inserire rettifiche manuali. Da contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusure di esercizio, gestione rettifiche, prima nota rettifica. Scegliere come tipo documento le rettifiche di esercizio. Come data di registrazione è consigliabile utilizzare la data di fine esercizio. L'esercizio indicato deve essere l'esercizio in chiusura. Infine, scegliere il tipo di rettifica da inserire e successivamente compilare i dati richiesti. Chi utilizza la gestione cespiti di eSolver dovrà eseguire il calcolo ammortamenti di esercizio, creare i movimenti di rettifica degli ammortamenti e i relativi movimenti nel libro cespiti. Per i dettagli di queste operazioni vi rimandiamo lo specifico tutorial. A questo punto tutte le rettifiche non sono ancora in contabilità, ma si possono ottenere delle stampe di bilancio di esercizio considerando anche le rettifiche non ancora contabilizzate. Tali stampe sono disponibili all'interno del menu Contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusure di esercizio, stampe. Una volta controllate e approvate le rettifiche inserite, è possibile contabilizzarle da Contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusure di esercizio, cruscotto operazioni di fine esercizio. Posizionarsi sull'esercizio in chiusura, premere il bottone Contabilizzazione rettifiche, Contabilizzazione rettifiche. Scegliere il tipo documento Contabilizzazione rettifiche esercizio, inserire la data di registrazione dei movimenti di rettifica e la data di registrazione dei movimenti di apertura. Una volta contabilizzate le rettifiche, il bilancio andrà stampato dalle elaborazioni contabili e non più dal menu del bilancio civilistico. Si entrerà quindi in contabilità generale ed IVA, elaborazioni contabili, stampe. Infine, la chiusura e riapertura contabile va eseguita da contabilità generale ed IVA, bilancio civilistico e chiusura di esercizio, cruscotto operazioni di fine esercizio, posizionarsi sull'esercizio in chiusura, premere il bottone chiusura riapertura, chiusura riapertura, inserire la data di registrazione dei movimenti di chiusura, indicare i tipi documento di chiusura conto economico, rilevazione risultato di esercizio, chiusura conti patrimoniali, indicare la data di registrazione dei movimenti di apertura e il tipo documento di riapertura.